Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. GP4 Suzuka, ragazzi, ancora delusioni, ancora sventure, ultima posizione, qualifiche disastrose sotto il diluvio, niente da fare, stagione ormai finita di merda, dopo un inizio devastante con 3 vittorie in 4 gare, 3 primi posti e 2 secondi posti, crisi per Damon Hill, chiaramente è un pilota di merda, la macchina non risponde più a un cazzo e ciao. Andiamo adesso ragazzi, quello che succede, ma vado molto tranquillo, io cerco di onorare al meglio le ultime gare, però sinceramente la voglia di cominciare la mod 2004 è tanta, quindi comunque mi prendo rischi per fare un po' di spettacolo e se vado fuori chi se ne frega, insomma. Tanto Demon Hill è un coglionazzo, alla fine anche se ho perso sta mod, pazienza. 1-1, una vittoria per il Comenda nel 90 e una al 99,9% per Alain Prost. Dai, spettacolo. Oh madonna. Vabbè dai, divertiamoci un po' dopo i disastri. Mamma mia, ma avevo cominciato alla grande ragazzi, non lo so. Fammi passare, basta. Ormai sono già con la testa nella mod 2004, più in Melbourne. Bravo, questo è un buon sorpasso. E cerchiamo di finire con classe. Bravo Comandone veneziano. Non riesco neanche a arrivare terzo probabilmente. No, guarda, cioè, se Schumacher su Schumi dov'è? Secondo, sì, non ce la faccio, raga, non ce la fa. Quarto posto, mamma mia che figura di merda però. Ero partito con 3 vittorie e 2 secondi posto, cioè. Dai, questo è per la Formula 1 ragazzi. È entusiasmante, tutto può succedere. Per questo poi amo GP4. Piccola rimonta del Comenda con qualche sportellata in stile Prost e Senna. Giro record del piccolo Alain. Noi siamo 13esimi, vediamo di fare qualche punto magari. Che disastro. Oppola, sta Williams qua è la partita alla grande, ha un motore mostruoso, una guidabilità incredibile. Adesso è il disastro, è il disastro. Vai, pazienza. Vai, 13esimi, mamma mia che tristezza infinita. È un rischio assumido por esse incrível Ayrton Senna. É adrenalina, pressão e lá vai o Senna. È una loucura. Non riesco neanche a fare punti. Incredibile. Dai, spingi sta macchina. Ok, 12esimi. Troppo lungo, troppo lungo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, guarda, non ho parole. Figlio di puttana, eccolo qua. Cuidado com sujeira na pista. Fuori anche da questa gara. Titta, no, guarda, veramente sono incazzato nero, guarda. Tempo accelerato, andiamo perché mi stanno girando veramente le balle. Prost va a vincere. Ok, bene, andiamo alla classifica, divertiamoci, siamo quarti e vai, almeno dai, quarti sicuri però. Prost 90, Senna 69, Schumi 60, il 56. Dai. Almeno costruttori porta a casa una vittoria, sì, dai, quella è già vinta. Niente ragazzi, andiamo avanti, non lo so, prossima gara dov'è? Next Grand Prix.
Adelaide, ah bene, un'altra gara molto complicata, bene, prevedo veramente un altro ritiro, ormai non ci sono più tanto con la testa, ci becchiamo dopo le qualifiche. Purtroppo 22esimo posto anche ad Adelaide, pioggia anche qua in qualifica, è bello in gara, niente, proprio va tutto male, e poi sono sincero, sono molto scoglionato, non sono più con la testa ragazzi, mi dispiace ma non mi aspettavo delle gare così sfortunate perché... a Spa, in Ungheria, gare che potevo vincere all'Estoril, tutto l'ultimo giro. Vabbè, una moda un po' sfortunata, non si può sempre vincere, sennò è anche noioso. Andiamo ragazzi. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa qua. Sto che Adelaide abbiamo ipotecato il mondiale nel 90, una prestazione inaspettata sotto il diluvio. Mamma mia, cosa sto facendo? Partenza aggressiva del Comenda. Cerchiamo di finire in maniera dignitosa almeno, perché sinceramente non è il caso continuare a fare gare così di merda. Certo che perdere anche il terzo posto, non lo so. Mamma mia, ma l'hanno cambiata dall'altra gara. Non me la ricordavo sta curva. Vabbè, ma sì, buttiamo fuori qualcuno. Almeno rendiamo il video un po' più divertente, visto che il Comenda ormai ha fallito la seconda mod. No, ma no, ma che cazzo mi prende? Ma porca miseria, ma che cazzo sto facendo? No, non ho parole. Non ho parole, cioè sto sbagliando tutte le gare. Vince Senna, Prost terzo, vaffanculo. Prost 94, Senna 78, Schumi 60, Ilch 96. Meno male che Schumi non ha preso punti, almeno quello. Prossimo Gran Premio, Sudafrica, ancora. L'avevamo già fatto uno in Sudafrica, Boromo. Cos'è l'ultima gara? Spero sia l'ultima, perché veramente ho le palle abbastanza girate. Allora, ci vediamo dopo le qualifiche. Purtroppo 22esimo posto anche qua in Sudafrica, veramente... problemi proprio incredibili in questa gara, ma non sono riuscito a completare un giro in qualifica, è proprio un disastro. Ormai ho proprio la testa sulla Moto 2004 ragazzi, chiedo veramente scusa, non incazzatevi ma mi sono rotto le balle, cioè dopo l'inizio così, perdere i punti perché vado fuori l'ultimo giro per sfighe, mi cadono un po' i coglioni, quindi ho buttato un po' via sta stagione, vabbè. Però questo è anche il bello, insomma se vinco sempre, dopo insomma diventa noioso, diventa tutto troppo scontato, almeno così ci divertiamo di più. Per la prossima moto voglio fare merda però, che partenza! Partenza sculata del Comenda. Mi piacerebbe almeno arrivare terzo, però non ho proprio la testa collegata. Sono più lento anche delle Ferrari, non lo so, che cazzo è? Comunque Frank Williams mi ha fatto una macchina nella seconda parte di stagione veramente di merda, Guarda, spero con tutto il cuore che sia l'ultima gara, veramente. Questa gara mi fa da cagare in una maniera mi fa schifo sta gara, mai vista. Vedi, questa l'ha presa in pieno, vedi. Proprio non conosco la traiettoria della pista, devo provare, ma sinceramente non ho proprio voglia di provare con sta stagione ormai è andata a puttane così. Vabbè ragazzi, dai, dopo la consolazione che ho fatto una prima parte di stagione da fenomeno, poi la sfortuna e delle cagate comendiane hanno fatto il resto, peccato. Allora, mod 90 vinta dal Comendone e da Ayrton Senna, mod 93 vinta dal computer e da Alain Prost.
Sì, va bene, ciao. Prossima mod 2004. Vado con Michael Schumacher Ferrari. Obiettivo dominare. Boa. E Colino. Proprio cambiamo completamente, andiamo avanti di 11 anni, ragazzi. Aí o Senna. Olha lei. E vediamo un po' con le macchine più moderne. Depois. Macchine bellissime in quegli anni, veramente. Ormai ci accoliamo che tanto qua. Se arriva ottavo è già un miracolo. É adrenalina, pressão e lá vai o Senna. É uma loucura a corrida. Peccato Schumi non ha neanche appunti, vabbè. Ah, questa curva proprio la prendo lenta. Dai. Ah, che dumaroni. Ragazzi, il 2004 vuole partire a bomba proprio, Voglio dominare, cazzo. Voglio riscattare questa stagione iniziata alla grande e finita da pippone. Rasgando pela reta para completar. Sì, va bene, ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, vaffanculo, guarda, veramente andiamo via che facciamo più bella figura, dai. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 mod di merda, ciao. Niente da fare. Oh, è finita, ragazzi, con 3 ritiri alla grande. Allora, la classifica piloti vince Alain Prost con 103 punti, secondo Ayrton Senna 78, terzo Schumacher 60, quarto il 56. Siamo arrivati quarti, ragazzi, poi Alesi 32, Hakkinen via via tutti gli altri. Però portiamo a casa comunque un titolo, il titolo costruttori, che alla fine siamo serviti perché senza i nostri punti, vedi? No, forse comunque sì, perché ne ha fatti 59, sì, noi 56, sì. Non siamo serviti a un cazzo, veramente, veramente incredibile. Vabbè, è andata male, mi dispiace ragazzi, le ultime gare le ho fatte proprio a cuor leggero, sono andate così, in sto gioco lo sapete, o sei concentrato o fai schifo. Però ragazzi, promesso, vado subito a registrare la mod del 2004 perché voglio fare 2 video subito veloci, così da riscattare la prestazione vergognosa del fine mod 1993. Allora ricapitoliamo. 1990 Ayrton Senna, vittoria del Comendone. 93 ha vinto il PC e vittoria di Alain Prost. Siamo 1-1. Vediamo chi porta a casa insomma la coppa delle mod, il campione del mondo di Formula 1 tra il computer e il Comendone. Ragazzi, un saluto dal Comendone, triste veneziano. Ciao. APS ragazzi, GP4 Forever, il forum ha dei problemi forse perché il 1 giugno deve uscire la mod del 2013, quindi per il momento è un po' difficile registrarsi, robe così. Raga, ciao a tutti, alla prossima, ciao!